Paura nel primo pomeriggio lungo la Treviso Mare nel tratto di strada che collega il comune di Roncade a quello di Silea, coinvolti in un pauroso incidente stradale un camion adibito al trasporto di carne ed un'automobile. L'auto, guidata da una 55enne di Roncade, era ferma in mezzo alla strada in attesa di poter svoltare in una laterale. Dietro, da Silea, sopraggiungeva il mezzo pesante. Il conducente del veicolo, un 59enne di San Donà, sembra non essersi accorto della presenza dell'auto ferma. Il tutto si svolge nel giro di pochi attimi. Lo schianto è pauroso, i due mezzi volano dall'altra parte della strada e finiscono nel profondo fossato che costeggia la carreggiata. Una famiglia di passaggio è stata sfiorata dalla pericolosissima carambola dell'auto e del camion. Abbiamo due bambini a bordo, abbiamo. Io stavo sopraggiungendo dall'altra parte della strada e ho visto praticamente il camion che ha tamponato, ho visto tutto un macello di vetri che mi ha rovinato il cristallo. I vigili del fuoco hanno estratto l'uomo e la donna feriti nell'incidente, sono stati poi trasportati in ospedale e, malgrado la gravità dell'impatto, non sono fortunatamente in pericolo di vita. Lunghe e difficili le operazioni di recupero dei mezzi, soprattutto del camion incastrato nel fosso. I due conducenti, giunti in ospedale, sono stati sottoposti ai controlli ematici per verificare la presenza di eventuali sostanze nel sangue. Rallentamenti per il traffico, che è proseguito per diverse ore a senso unico alternato.